La quarta ondata mette in crisi presidi e scuole, bene la vaccinazione ma con troppi disservizi, mancano i tamponi, quarantene indeterminate, pochi posti in terapia intensiva, problemi con i rifiuti speciali. Trovato punto di rottura nella tubatura e una sacca di metano residua, le operazioni tecniche proseguiranno con il massimo riservo investigativo, l'inchiesta per disastro colposo e omicidio colposo plurimo prosegue. Papa Francesco punta l'indice contro il paradigma dell'egoismo umano, cani e gatti prendono il posto dei figli. Basket, la Fortitudo si prepara ad affrontare Bisceglie, la sfida stabilirà chi sarà in testa al campionato. Calcio, al via con le operazioni di piantumazione dell'Esseneto di Agrigento, 5 milioni per la pista ciclabile di Porto Empedocle. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. Covid, la quarta ondata mette in allarme presidi e sindaci che chiedono screening di massa ma mancano i tamponi. Bene la campagna vaccinale ma a fronte di un servizio che sottopone la gente a infinite ore di attesa. La quarantena a tempi imprecisati, si diffonde la voce pericolosissima che convenga non registrarsi dopo il tampone rapido per non subire una quarantena più lunga del previsto. Scarseggiano i posti in terapia intensiva. Palermo allestisce un ospedale da campo. Vediamo. Rientro in classe in salita dopo le vacanze di Natale con la variante Omicron del Covid che si sta diffondendo a macchia d'olio anche tra i giovanissimi. I dirigenti scolastici siciliani prevedono una ripresa delle lezioni da incubo. Le nuove regole sulla quarantena varate dal governo non vengono giudicate sufficienti per arginare i contagi e tra sostituzione del personale che si contagerà e sindaci che dispongono provvedimenti in ordine sparso, i problemi si moltiplicano. L'ultimo bollettino dell'osservatorio epidemiologico della regione certifica che fino a ieri c'erano 4.314 positivi al Covid-19 nella fascia d'età tra i 6 e i 18 anni, mentre erano 1953 l'ultimo giorno delle elezioni nell'isola, il 22 dicembre scorso. In poco più di 2 settimane e mezzo, a scuole chiuse, i positivi sono cresciuti del 121% e non si conosce il dato dei positivi tra i bambini della scuola dell'infanzia di età compresa fra i 3 e i 5 anni che non hanno l'obbligo di indossare la mascherina a scuola. Cosa accadrà, si chiedono allora i presidi, quando gli alunni torneranno in classe in aule spesso piccole, senza impianto di areazione e con i mesi più duri dell'inverno che porterà a fare lezione con le finestre chiuse per difendersi dal freddo? Moltissimi dirigenti scolastici hanno scritto al governo chiedendo di optare per la DAD addirittura fino al 31 gennaio prossimo, ritenendo che sia davvero difficile in questa fase garantire sicurezza. E la paura che il ritorno in classe possa aggravare ulteriormente la situazione sta mettendo in fibrillazione i sindaci di tutta l'isola. Trapani, Marsala, Palermo, Agrigento, quasi tutti hanno chiesto di posticipare il rientro degli alunni a scuola di un'altra settimana e hanno aggiunto che il rientro in presenza avvenga solo dopo preventivo screening dell'intera popolazione scolastica. Messina ha proposto il rinvio di rientro di 2 settimane. Ma come possono le ASP gestire screening di massa della popolazione scolastica in un momento storico in cui mancano i tamponi, oltre che personale, strutture e tempo? Il sindaco di Agrigento, Franco Miccichè, ha chiesto e ottenuto dai vertici dell'azienda sanitaria provinciale l'attivazione di altri 2 drive-in per i tamponi, uno a nord della città, nell'area industriale, e un altro a sud del piazzale Caos, nei pressi della casa di Pirandello. Ma al momento mancano materialmente i tamponi. La quarta ondata era prevista, ma ci ha trovati impreparati, afferma l'ex sindaco di Agrigento Lillo Firetto, che prosegue. Le famiglie si ritrovano a casa a dover gestire praticamente da sole l'emergenza, nonostante abbiano tempestivamente attivato la registrazione sul portale dedicato dell'ASP. Giorni infiniti di attesa per il tampone molecolare, la quarantena a tempi imprecisati. Ci si affida al medico curante o all'improvvisazione o al fai da te e nel frattempo si diffonde la voce pericolosissima che convenga non registrarsi dopo il tampone rapido per non subire la quarantena più lunga del previsto, conclude Firetto.
E sul fronte dei vaccini, un progressivo aumento di vaccinati in tutte le fasce d'età, con un vero e proprio boom di prime dosi tra i giovani e un forte incremento delle terze dosi. Lo dichiara il presidente della regione Nello Musumeci. I dati del bollettino settimanale del DASOE di ieri 6 gennaio mostrano come la campagna vaccinale in Sicilia stia facendo registrare un'altissima percentuale di adesione da parte della popolazione. La copertura vaccinale con prima dose nella popolazione over 12 è dell'85,2%, mentre la percentuale di quanti hanno completato il ciclo delle prime 2 dosi è pari all'82,73%. Ma sono ancora troppi i disservizi che incontra chi va a vaccinarsi, code infinite ed estenuanti che durano ore, addirittura intere giornate. Il capogruppo di Forza Italia al Consiglio Comunale di Agrigento, Simone Gramaglia, scrive: i cittadini restano in fila a volte per intere giornate senza poter andare nemmeno in bagno. Chi si trova chiuso in quarantena resta abbandonato a casa perché l'azienda sanitaria non riesce a rispondere a tutte le richieste di assistenza a causa di un intero sistema ormai al collasso. Arriva invece un nuovo strumento di lotta, la pillola antivirale contro il Covid. Sarà a disposizione delle farmacie degli ospedali siciliani nei prossimi giorni. La cura consiste in 4 capsule da assumere a casa 2 volte al giorno per 5 giorni consecutivi. Secondo le indicazioni dell'Agenzia del Farmaco, l'antivirale orale è autorizzato per il trattamento dei pazienti Covid a rischio e che non sono ricoverati e bisogna assumerlo entro 5 giorni da quando compaiono i primi sintomi della malattia. Ovviamente non è sostitutivo del vaccino. Intanto a Palermo l'afflusso di malati Covid è così intenso, con file di ambulanze del 118 in attesa innanzi ai pronto soccorso, tanto che è stato allestito un ospedale da campo con 10 posti all'ospedale Cervello. La decisione è stata assunta di concerto con la Protezione Civile in attesa che i reparti di ostetricia del Cervello e quello dell'ospedale civico completino la riconversione per destinarli a pazienti Covid. La situazione attuale è di grande sofferenza, però la stiamo affrontando. È da ieri sera che abbiamo superato la ricettività del nostro pronto soccorso, però con l'aiuto anche del 118 dell'ANPAS che ci hanno dotato del posto medico avanzato, ci ha permesso di ampliare le postazioni di pronto soccorso, per cui i pazienti arrivano, vengono triaggiati all'interno del PMA e i pazienti chiaramente gravi entrano immediatamente, gli altri hanno la possibilità di attendere insieme a personale medico e infermieristico, quindi assolutamente assistiti in queste strutture, e via via che si liberano i posti all'interno i pazienti vengono trasportati velocemente all'interno. Siamo qui al lavoro tutti, affrontiamo questa che per noi è comunque un'emergenza sanitaria, speriamo di farcela, speriamo che il picco venga raggiunto al più presto, perché così dopo il picco ci aspettiamo il plateau e poi finalmente probabilmente una discesa. Ieri sera un documento dove tantissimi sindaci della provincia di Agrigento chiedete immediati screening per la popolazione scolastica. Cosa succederà? Ecco, in tempi brevi, insomma, c'è un po' di confusione e di preoccupazione anche per l'apertura delle scuole. Come vi comporterete voi? Sì, stiamo assistendo a vari livelli, secondo me, ma non solo secondo me, secondo i sindaci, ad una risposta al momento non efficace da parte dell'ASP. Quindi è necessaria un'attività di screening, è fondamentale per evitare problemi nelle prossime settimane, quindi basterebbe una programmata attività di screening per evitare problemi futuri. Qualora ciò non dovesse avvenire, i sindaci siamo pronti a firmare delle ordinanze di chiusura per la scuola. Peraltro proprio ieri dall'ASP abbiamo ricevuto un'altra lettera che ha dell'incredibile. Sostanzialmente ci comunicano che non sono in grado di fare la raccolta dei rifiuti presso soggetti contagiati, adesso ce ne dovremmo occupare noi comuni. Quindi non riesco a comprendere questo atteggiamento da parte dell'ASP, e quindi secondo me è necessaria una riprogrammazione a 360 gradi. Un aggravio di costi anche, no? Ma il problema non sono tanto, sicuramente è un problema anche di costi, ma il problema non sono i costi, il problema è l'organizzazione. Non si può chiedere a un comune dall'oggi al domani di avviare delle attività per singolo comune, quando l'ASP fino adesso ha organizzato un servizio unico
per l'intera provincia. È una questione di metodo, più che di risorse finanziarie, il problema è proprio il metodo, è proprio la mancanza di programmazione. Il servizio di raccolta dei rifiuti di tipo A, rifiuti urbani prodotti nelle abitazioni dove soggiornano soggetti positivi al tampone in isolamento o in quarantena obbligatoria, è stato finora gestito interamente dall'ASP di Agrigento attraverso una ditta incaricata per tutta la provincia al ritiro e allo smaltimento di questi rifiuti. Nelle scorse ore, considerato il vertiginoso aumento del numero di nuovi casi di positività al Covid, i vertici dell'ASP di Agrigento hanno diramato una nota indirizzata a tutti i sindaci della provincia nella quale si descrive l'impossibilità sopravvenuta a effettuare il servizio. Dal 13 gennaio prossimo la ditta non potrà più curare il servizio, che dovrà essere pertanto garantito da ogni singolo comune della provincia. Trovato punto di rottura della tubatura di una sacca di metano residua. Le operazioni tecniche sulla strage di Ravanusa, in cui sono morte 9 persone lo scorso 11 dicembre, proseguiranno con il massimo riservo investigativo. L'inchiesta per disastro colposo e omicidio colposo plurimo prosegue. Il servizio del nostro direttore Arturo Cantella. Una donna di 62 anni, Cosetta Paltrinieri, originaria di Modena, in vacanza con il compagno in Sicilia, è morta in un incidente stradale che si è verificato poco prima della mezzanotte lungo la strada statale 11 nei pressi di Acireale. Per cause in via di accertamento, l'auto, una Toyota RAV4, si è schiantata contro un muro. Il compagno della donna è rimasto ferito ed è stato portato in ospedale a Catania. Sul fatto indagano i vigili urbani del comune di Acireale. Lo staff del Genio Civile è impegnato nell'esecuzione dei lavori sulle strade provinciali agrigentine. Arturo Cantella. €500.000 per il ripristino della viabilità di 2 strade in provincia di Agrigento. A finanziare le opere il governo Musumeci tramite la protezione civile regionale. A essere interessate sono la strada statale 118 nei pressi del capoluogo e arteria fondamentale per il collegamento con alcuni centri della provincia come Raffadali, Alessandria della Rocca, Sant'Angelo Muxaro, Ioppolo Giancazio, Santa Elisabetta, San Biagio Platani, Santo Stefano di Quisquina e Bivona. La sistemazione della strada consentirà di ridurre di almeno di 40 minuti i tempi della percorrenza per raggiungere l'ospedale di Agrigento. Altro cantiere che è partito stamani nonostante il maltempo è quello sulla strada Racalmare, in particolare nel tratto che collega i comuni di Grotte e Favara. L'arteria in prossimità del primo tratto, lungo 1 chilometro, che collega la strada provinciale 3. È stata fino a qualche giorno fa chiusa al traffico in quanto pieno di buche. Stamani i lavori sono iniziati. Sì, questa è una strada importantissima per Grotte, ancorché siamo in territorio di Favara, perché è una delle principali strade che collega appunto il nostro paese con Agrigento, Favara e l'ospedale San Giovanni di Dio, per cui era fondamentale intervenire. Finalmente siamo riusciti a ottenere un intervento concreto grazie appunto al Presidente della Regione Siciliana, grazie a Musumeci, che ha consentito la realizzazione in via di urgenza di questo intervento, mostrando grande sensibilità per il nostro territorio. Quindi siamo molto soddisfatti perché dopo anni siamo riusciti, almeno spero in maniera definitiva, a risolvere questo problema, visto la particolare difficoltà di passaggio appunto, soprattutto in questo tratto di strada dove siamo in questo momento. Ecco, questa è una strada particolare, no? Una consortile fatta con i soldi dell'Unione Europea? Questa è una strada che è stata fatta diversi anni fa dalla Protezione Civile come via di fuga dalla nostra cittadina da Grotte, poi è stata consegnata, è stata divisa in 3 tratti e ogni tratto è stato consegnato al comune di riferimento, quindi Grotte, Comitini e Favara. Ecco perché i problemi per gli interventi. Il nostro tratto, quello che è di competenza di Grotte, è stato sempre
è stato sempre attenzionato dalla nostra amministrazione e quindi non ci sono particolari problemi. Però quest'ultimo tratto, che è di competenza del Comune di Favara, non ci sono stati mai interventi e quindi finalmente era necessario un intervento sovracomunale che, ripeto, grazie al Presidente Musumeci c'è stato. E il finanziamento a quanto ammonta e quanto dureranno i lavori? Ma i lavori penso che inizieranno da un momento all'altro, sono previsti, la conclusione è prevista nel giro di poco tempo, proprio perché l'intervento è d'urgenza. Sono stati finanziati complessivamente 500.000 euro per queste strade e per un altro tratto. Per quanto riguarda la competenza specifica dovrebbero essere sui 300.000 euro, adesso non so esattamente il finanziamento di preciso, però diciamo, il finanziamento consentirà di ripristinare quello che ci interessa. Per ciò che riguarda i rifiuti, purtroppo questa è una strada abbandonata a se stessa, dove magari la gente li butta. In questo senso cosa farete? Perché è sempre presente, purtroppo. Ma il tratto che è di nostra competenza è stato sempre attenzionato, abbiamo posizionato anche delle telecamere, abbiamo fatto spesso dei controlli con la Guardia Municipale. Per quanto riguarda il tratto di nostra competenza abbiamo ottenuto dei risultati egregi. Purtroppo questo tratto, che ripeto, la competenza non è del nostro comune, è stato sempre oggetto di scempio e quindi ci vuole una maggiore attenzione e soprattutto sicuramente un maggiore senso civico, una maggiore sensibilità delle amministrazioni di appartenenza. È un'attività ancora più repressiva di quello che c'è stato fino adesso. Dottore Collura, lei qui come mai rappresenta la Regione? Ecco, ci informi. No, io sono un collaboratore del Presidente e trovandomi quindi in una strada per me davvero importante, la strada di Grotte, la Grotte da Calmare, è una strada che l'utenza grottese e anche quelli dei paesi viciniori per arrivare a Grotte o uscire da Grotte fanno sempre questa. È una strada davvero importante, è la via di fuga per Grotte, da tanti anni si è cercato sempre di fare degli interventi, sono stati interventi importanti ma sempre provvisori. Adesso il Presidente della Regione ha accolto davvero l'invito a gran voce fatto soprattutto dai cittadini, perché ritengono questa strada davvero importante e imprescindibile anche per accedere alla città di Agrigento e comunque sia alle arterie più importanti, e ritengo che concretamente il Presidente della Regione Musumeci ha di fatto fatto un bel regalo alla comunità grottese, in quanto utilizzando quindi la natura stessa della strada, che è una strada che è una via di fuga, quindi ha utilizzato le somme della protezione civile immediatamente si è potuto, da oggi cominceranno i lavori, qualcosa di straordinario, di tempestivo, e credo che nel giro di un mese e mezzo i cittadini di Grotte avranno la possibilità quindi di passare qui tranquillamente e serenamente senza avere il dubbio di rompere le ruote, comunque sia avere la possibilità quindi di viaggiare serenamente con l'incolumità la tutela soprattutto di tutti. Ecco, ci illustri il vostro intervento tecnico in una strada così importante, purtroppo da anni abbandonata a se stessa, con tante buche e tanta sporcizia. Il nostro intervento tecnico è un intervento in somma urgenza per ripristinare alcuni tratti e mettere in sicurezza il tracciato stradale, appunto perché ha una grossa affluenza di autoveicoli, e cercheremo con le somme che abbiamo finanziato di mettere in sicurezza soprattutto la strada. Ecco, i tempi contiamo 45 giorni, 60 giorni al massimo di mettere in sicurezza tutto il tracciato. Culle vuote e cucce piene, il paradigma dell'egoismo umano. Papa Francesco punta l'indice sulla negazione della genitorialità. Cani e gatti prendono il posto dei figli. I dettagli nel servizio. Qual è il bene più grande fra tutti i beni? Se ne esiste uno, allora quello riguarda i propri figli. A loro è rivolto ogni amore, ogni certezza, ogni sana preoccupazione. A loro è rivolto il primo pensiero del mattino, l'ultimo della sera. Eppure oggi la gente non vuole avere figli, almeno uno. E tante coppie non ne vogliono, ma hanno 2 cani, 2 gatti, sì, cani e gatti, che occupano il posto dei figli. Lo ha denunciato il Papa parlando a braccio all'udienza generale. Francesco ha incentrato la catechesi sul tema della paternità e della maternità,
Temi importanti e concetti oggi probabilmente tramontati, ma non per tutti. Si vede che la gente non vuole avere figli, o almeno uno e niente di più, no? E tante coppie non hanno dei figli perché non vogliono, o hanno uno e non di più, ma hanno due cani, 2 gatti, e sì, i cani e i gatti occupano il posto dei figli. Riprendendo il discorso sul fatto che le famiglie hanno animali e non figli, ha sottolineato: sì, fa ridere, capisco, ma è la realtà, e questo negare la maternità e la paternità ci diminuisce, ci toglie umanità, e così la civiltà diventa più vecchia e soffre la patria che non ha figli. E come diceva uno un po' umoristicamente, adesso chi pagherà le tasse? Chi si farà carico di me? Il Santo Padre ha chiesto a San Giuseppe la grazia di svegliare le coscienze e pensare a questo. Avere figli, paternità e maternità è la pienezza della vita di una persona. Pensate a questo, dice il Papa. È vero, c'è la paternità e la maternità spirituale per chi si consacra a Dio, ma coloro che vivono nel mondo e si sposano pensino ad avere figli, a dare la vita, perché saranno loro che vi chiuderanno gli occhi. E anche se non potete avere figli, pensate all'adozione. È un rischio avere un figlio, è sempre un rischio, sia naturale che di adozione, ma più rischioso è negare la paternità e la maternità. A un uomo e una donna che non lo sviluppa manca qualcosa di importante. E così la civiltà divenne più vecchia e senza umanità, perché si perde la ricchezza della paternità e la maternità e soffre la patria. I consiglieri comunali di Agrigento, di opposizione, Amel, Bongiovi, Firetto e Brucculeri intervengono sulla vicenda dell'acquisto dei 4 SUV, dichiarando che la vicenda dell'acquisto di 4 auto di lusso per il trasporto dei bambini è un paradosso di superficialità e leggerezza nell'amministrare i fondi pubblici e a nulla vale la giustificazione che al 31 dicembre 2021 sarebbero scaduti i termini per l'utilizzo dei fondi. Infatti, questi fondi sono pervenuti, prosegue la nota, dallo Stato nel giugno 2021 e il Comune avrebbe avuto tutto il tempo per organizzare veri servizi in favore dei minori, in raccordo con le associazioni genitoriali, le scuole, le associazioni sportive o di volontariato. L'aver fatto trascorrere tanti mesi senza nessuna iniziativa lascia la perplessità. Inoltre, appare evidente che la scelta doveva ricadere su mezzi con elevatore per carrozzine e pedane di facilitazione dell'accesso. Questi autoveicoli, oltre che essere funzionali al trasporto dei minori, avrebbero avuto un costo notevolmente inferiore. Appare indispensabile, conclude l'opposizione, che il sindaco venga in consiglio comunale a riferire per dovere di trasparenza, chiarendo tutti gli aspetti di questa vicenda. Destinazione Agrigento chiude le iniziative organizzate in occasione delle festività natalizie con un bilancio positivo e pensa già al futuro. Il nostro direttore Arturo Cantella. Destinazione Agrigento, un consuntivo dell'attività che ha visto il distretto protagonista. Il distretto turistico Valle dei Templi, la DMO, distretto turistico Valle dei Templi, si è messa a disposizione al Comune di Agrigento per consentire la realizzazione delle manifestazioni natalizie. Siamo molto soddisfatti perché comunque abbiamo svolto un programma molto articolato che ha coinvolto tutta la cittadinanza, siamo riusciti anche ad attrarre delle persone dall'Interland, quindi a portare ad Agrigento delle altre presenze. Ovviamente abbiamo avuto tutti i problemi che sono stati legati a questa situazione del Covid, quindi siamo stati costretti dal 24 in poi ad annullare una serie di appuntamenti, con un grande dispiacere devo dire, però siamo contenti perché l'attività è andata avanti, abbiamo fatto buona pubblicità della città di Agrigento e quindi adesso insomma già pensiamo alle nuove attività per la prossima stagione. Il Destinazione Agrigento sarà utilizzata anche in estate, avete già anticipato qualche iniziativa in concerto anche con l'assessorato al turismo?
L'assessorato regionale al turismo in questo momento ha un occhio di particolare attenzione nei confronti del territorio agrigentino e è inutile nascondersi, il merito è della presenza qui da noi di Lillo Pisano che essendo capo di gabinetto dà grande attenzione alle iniziative che si svolgono ad Agrigento e nella provincia più in generale. Abbiamo questa meravigliosa sinergia e questo ci ha consentito già di realizzare le manifestazioni di Natale e speriamo che si possa fare ancora di più e ancora meglio per la stagione estiva. Adesso entriamo in un periodo invernale che è destinato alla programmazione perché non ci dobbiamo fare trovare impreparati già dall'inizio della prossima stagione turistica, ovviamente Covid permettendo, ma siamo fiduciosi. Lei è amministratore del distretto, ma il distretto ha anche un respiro che va oltre Agrigento. In questo senso so che sta organizzando delle iniziative per coinvolgere anche gli altri partner fuori Agrigento. Assolutamente sì. Allora, per informazione, l'area distrettuale parte dal territorio di Sciacca, si protende sino a Gela e a nord sino a Caltanissetta, quindi praticamente un terzo della Sicilia. Le iniziative sono fondamentalmente promozionali, quindi adesso stiamo cominciando a ragionare di un'attività sulla Cina, stiamo lavorando in collaborazione con l'Enit anche per altre regioni del mondo e poi abbiamo in cantiere una serie di progetti per la valorizzazione di quelle che sono le risorse che ci sono in loco. Devo dire che la sinergia anche su questa cosa con la regione è ottima. A breve abbiamo programmato degli accordi con il presidente Musumeci, con l'assessore Samonà, con l'assessorato al turismo abbiamo, come detto, un dialogo continuo, quindi c'è grande attenzione nei confronti del nostro territorio e noi stiamo cercando di massimizzare questo momento favorevole affinché ci possano essere delle ricadute poi materiali. Noi siamo per le cose che insomma diano dei risultati concreti che si toccano. Le Nazioni Unite hanno inaugurato il 2022 Anno Internazionale della Pesca Artigianale e dell'Acquacoltura. C'è il servizio. 2022 è dichiarato dall'ONU come Anno Internazionale della Pesca e dell'Acquacoltura, il tutto per valorizzare anche e soprattutto il ruolo dei piccoli pescatori nella creazione di sistemi alimentari sostenibili. Celebrare l'importanza del pesce nella dieta e nelle tradizioni culinarie di molte popolazioni del mondo, sottolineare l'importanza della piccola pesca come risposta alle sfide del sistema alimentare globale per ridurre la fame e la malnutrizione, adattarsi ai cambiamenti climatici, affrontare la pandemia, opportunità per valorizzare il lavoro dei piccoli pescatori e promuovere pratiche di pesca e di acquacoltura sostenibili. 365 giorni insomma per risaltare i pesci, molluschi, crostacei e alghe come parte integrante delle diete, delle eredità culturali e delle tradizioni culinarie di moltissime persone in ogni parte del mondo. Una risposta alle sfide del sistema alimentare globale. La scelta dell'ONU vede come capofila la FAO, che si occuperà delle celebrazioni con mostre, performance culturali, panel, conferenze. L'importanza dei piccoli pescatori artigianali, abbiamo detto, e la promozione di un cambiamento del sistema alimentare globale per affrontare numerose e complesse sfide. Dicevamo fame, malnutrizione, aumento della popolazione mondiale, domanda di cibo, bisogno di ridurre gli sprechi alimentari, utilizzo delle risorse, effetti del cambiamento climatico. Un rapporto del 2017 ha sancito come a livello globale il pesce ha fornito ad oltre 3 miliardi di persone il 20% del loro apporto medio pro capite in proteine animali, raggiungendo il 50% in paesi come Bangladesh, Cambogia, Gambia, Ghana, Indonesia, Sierra Leone, Sri Lanka e diversi piccoli stati insulari in via di sviluppo, ma anche un 34% di pescato a livelli biologicamente non sostenibili, parlava il rapporto, specie nel Mar Nero, Pacifico sud-orientale e Atlantico sud-occidentale. L'anno della pesca e dell'acquacoltura è un'opportunità per promuovere le pratiche sostenibili. Secondo la FAO sono i piccoli pescatori che hanno le potenzialità per preservare gli equilibri degli ecosistemi, per adattarsi ai cambiamenti del nostro tempo e per sviluppare sistemi resilienti. La pesca su piccola scala può dare un contributo al benessere umano, a sistemi alimentari sani e all'eliminazione della povertà attraverso l'uso responsabile e sostenibile delle risorse della pesca e dell'acquacoltura. L'IAFA può essere l'opportunità per implementare codici di condotta, incoraggiare azioni per raggiungere obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite.
hanno tentato di rubare una Fiat 500 che si trovava posteggiata in via Empedocle d'Agrigento. Dopo aver rotto lo sportello, i ladri hanno tentato di accendere il motore, ma qualcosa è andato storto e il furto è fallito. A fare la scoperta il proprietario, che ha sporto denuncia presso la questura di Agrigento. I poliziotti hanno avviato già le indagini per riuscire a rintracciare il malvivente o i malviventi. Adesso c'è la pubblicità, a tra poco vi aspetto. Dakar Classic, primo bilancio positivo per il messinese Antonio Ricciari. Il concorrente per la prima volta nella storia porta la Sicilia nella più nota competizione mondiale di rally raid che si sta disputando in Arabia Saudita. Vediamo. Nonostante numerosi ostacoli incontrati lungo il percorso, si può considerare positivo il primo bilancio alla Dakar Classic per Antonio Ricciari, il concorrente messinese che per la prima volta nella storia della Dakar Classic porta la Sicilia nella più nota competizione mondiale di rally ride che si sta disputando in Arabia Saudita. L'arrivo è previsto a Jeddah il 14 gennaio. Dune, fango, avverse condizioni meteo e persino la foratura di una gomma qualche giorno fa hanno messo a dura prova Ricciari alla guida insieme al navigatore Marco Giannecchini di una Mitsubishi Evolution 3.5. Il pilota messinese, che corre per la R-Team Rally Art, la prestigiosa scuderia italiana, vincitrice di tornei nazionali e internazionali, si è perfettamente calato nel clima Dakar e ha affrontato le quotidiane insidie grazie alla sua notevole esperienza maturata in tanti anni di importanti rally nazionali e internazionali. Pilota fra i più esperti nella scena italiana del rally ride, è tornata alle corse dopo 12 anni. Con la partecipazione alla Dakar sta realizzando uno dei suoi sogni. In gara alla Dakar Classic 144 equipaggi partecipanti, dei quali appena 18 italiani. Non è la classifica al momento quello che conta, ha dichiarato il pilota siciliano. Per noi la cosa più importante è arrivare al traguardo di Jeddah il 14 gennaio e completare una gara ogni giorno sempre nuova. Migliaia già i chilometri fin qui percorsi da concorrenti della Dakar Classic, nonostante alcune tappe non si siano disputate a causa delle precarie condizioni meteo. In questo momento siamo al 53esimo posto, ci manteniamo nella prima parte della classifica, ha aggiunto Ricciari, e fino a qui sono contento per come stanno andando le cose. Stiamo imparando tanto in questi giorni, del resto siamo qui anche per questo, l'esperienza conta, ma la Dakar è un mondo completamente nuovo. Noi ribadiamo con forza che la gestione pubblica di alcuni servizi per noi è un punto assolutamente di non ritorno. Le aziende che abbiamo, Messina Social City, tutte le aziende partecipate, ma in particolare la Messina Social City e la Messina Servizio Bene Comune, sono dei punti importanti per questa città. È innegabile che risultati importanti sono stati raggiunti, come è anche vero che su tanti aspetti è necessario che ci siano chiariti alcuni passaggi in termini anche di gestione contabile, di risorse utilizzate e di valore sui risultati ottenuti in termini di percezione dell'utenza. C'è tanto da fare, ma bisogna, per come funzione pubblica CGIL, lo ribadiamo con forza, l'abbiamo difeso, e ci teniamo sempre a sottolineare che l'unico verbale del Salva Messina che abbiamo sottoscritto è proprio quello dell'internalizzazione dei servizi sociali attraverso l'azienda Messina Social City, per cui su questi punti non vorremmo che la città tornasse indietro. Sulla Messina Servizi e sulla mancata approvazione del piano finanziario del 2021 ovviamente le conseguenze le abbiamo viste. Noi auspichiamo con forza che senza ulteriori incrementi rispetto al piano finanziario del 2020, quindi in termini ovviamente di carico sui cittadini, si porti a valore tutti gli introiti che sono conseguenti, che dovranno essere conseguenti alla intercettazione delle nuove utenze, di quelle che non erano dichiarate, quindi l'aumento ovviamente dei soggetti che parteciperanno alla Tari dovrebbe in qualche modo far diminuire il costo Tari, ma in ogni caso bisogna chiarire in maniera importante che la continuità deve essere garantita. Il tema dello spazzamento è un tema molto importante, che è quello che percepiscono i cittadini in questo momento, ma non può oscurare i risultati del porta a porta che sono stati raggiunti. Abbiamo avuto una riunione, siamo stati convocati dalla Messina Servizi Bene Comune il 31 per le comunicazioni di rito rispetto soprattutto al personale precario. In questo momento di confronto ci è stato comunicato che
Sarà nel 2022 la previsione, ovviamente se il piano finanziario 2022 sarà approvato dal Consiglio Comunale, ci sarà la fattiva internalizzazione anche di quella aggiunta al contratto di servizio in termini del scerbamento e della pulizia delle strade, quindi di cura del verde, che è stata affidata anche alla Messina Servizi, e in questo contesto ci dovrebbe essere anche la stabilizzazione dei circa 150 lavoratori che per ora sono a tempo determinato. Porto Empedocle sempre più green e orientata alla mobilità sostenibile. Il Comune ha ottenuto 5 milioni di euro di finanziamento per la realizzazione di una pista ciclabile che collegherà la città con la sua zona balneare. Una pista ciclabile che andrà da via Crispi alla zona dei Lidi, favorendo la mobilità dolce all'interno della città per costruire percorsi protetti alternativi all'auto. La società Acragas Calcio ha comunicato che oggi, venerdì 7 gennaio, sono iniziati i lavori di risemina del terreno di gioco dello Stadio Seneto di Agrigento. Gli interventi sono effettuati dalla ditta Palumbo di Palermo, specializzata nel settore della manutenzione del manto erboso, la stessa che si occupa della cura del terreno di gioco dello Stadio Renzo Barbera di Palermo. Al lavoro vi sono 2 operai specializzati e i principali interventi consistono nella cosiddetta bucatura del terreno e la semina del germinal, un seme di ultima generazione prodotto negli Stati Uniti che permette una crescita rapida dell'erba al 70% in più rispetto a un seme normale. Lo stesso prodotto è utilizzato per il manto erboso dello stadio di Sassuolo in Serie A e del Palermo. Gli interventi proseguiranno anche domani e i primi risultati saranno visibili tra circa 2 settimane. Basket, meno di 48 ore per il big match tra Fortitudo Agrigento e Bisceglie. Entrambe le squadre sono prime in classifica, la prima contro la prima. Così è stata ribattezzata la sfida al vertice che decreterà chi sarà in testa al campionato. Entrambe hanno 22 punti. Bisceglie ha perso solamente contro Taranto e Salerno. La Fortitudo a inizio campionato con Molfetta e Ruvo di Puglia, ma arrivano da 10 vittorie consecutive. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.